Siamo in mutande! Siamo in mutande! Siamo in mutande! Siamo in mutande! Biancheria intima sventolata per aria in campo Santo Stefano prima e in campo San Maurizio poi per denunciare il tracollo di un comparto senza occupazione da più di un anno. È la protesta di chi a Venezia lavora nella croceristica e di ciò che ci gravita attorno. Ormeggiatori, piloti, guardie giurate, hostess, portabagagli, circa 1700 lavoratori diretti dicono più altri 4255 dell'indotto. Il Comitato Venezia Lavora, presieduto da Vladimiro Tommasini, ne raccoglie quasi 600. La maggior parte non hanno ammortizzatori sociali perché sono stagionali e soprattutto neanche il reddito di cittadinanza, avendo un ISEE troppo alto nel 2019. I manifestanti rappresentano realtà diverse che per poter rimanere in piedi hanno bisogno di un flusso turistico sostenuto. Andrea Perotta, ad esempio, gestisce una vetreria a Murano. La nostra realtà praticamente ha quasi 50 dipendenti e siamo ad altissimo rischio anche di chiusura dei forni, che questa è la cosa ancora più triste. Io ho una tabaccheria all'interno del porto, proprio nelle banchine della croceristica. Da quanto tempo è chiusa? E sono chiusa dall'acqua alta del 12 novembre 2019. Io ho una ditta che fornisce tutte le risorse umane che servono a gestire gli imbarchi e gli sbarchi dei passeggeri, dei croceristi in porto. Io non voglio la carità, voglio lavorare. Tra le richieste, assicurare la ripresa della croceristica a Venezia garantendo passaggi contingentati attraverso il canale della Giudecca anche alle navi di media misura, superiori quindi alle 40.000 tonnellate, le uniche, affermano i manifestanti, che saranno attive nei prossimi 2 anni. Non è possibile che il governo dopo 9 anni partorisca un topolino, non può dire facciamo l'ennesimo bando di gara e sentendo la commissaria Zincone vuol dire perdere altri anni prima di risolvere il problema.